Romane, capitolo 4. Abramo giustificato dalla legge. Capì Maricere Abramo, che fu il padre nostro in da carne, che è stato capace di ottenere che forze sue. Se la situazione di Abramo innanzi a Dio fosse venuta a rendere forze sue, essa avrebbe avuto certo un motivo per vantare, ma non innanzi a Dio. Che dice la Bibbia? Abramo credette in a Dio, e proprio per questo Dio l'apprezzò come un uomo giusto. A chi fa una fatica, che la mesata che la tocca non lo venerato come se fosse un reale, ma come un rebete. A chi invece non fa nessuna fatica, ma che era rinda a chi che può fare diventare giusto un peccatore, vuol dire che per questa fede sua Dio pensa come se fosse un uomo giusto. Pure il re Davide proclamava viato l'uomo che Dio pensa giusto fuori tutto quello che esso è capace di fare. Viato tutto quello che Dio ha perdonato e mancanze scassate i peccati loro. Viato l'uomo che il Signore non tiene conto dei peccati suoi, indipendentemente dalla circoncisione. E beh, che sta prezzo del perdono era solo a chi è circonciso oppure a chi non è stato circonciso. Noi vi merita poco prima. Abramo credette in a Dio e proprio per questo Dio l'apprezzava come un uomo giusto. Ma quando pensai giusto? Prima che venisse circonciso o dopo che era stato circonciso? Non certo dopo che era stato circonciso, ma prima, perché essa sapeva che la circoncisione sulla roba, proprio come lo segno che Dio l'aveva pensato giusto innanzi a essa, perché aveva avuto la fede in da essa. E così Abramo è diventato padre di tutti quelli che credono in da Dio, senza essere circonciso, perché Dio pensa come persone giuste pure a loro. In la stessa maniera, Abramo è pure padre di tutti quelli che sono circoncisi, ma che non si accontentano di chi sto fatto, ma vanno a presa all'esempio la fede che Abramo, padre nostro, ha avuto prima di essere circonciso, indipendentemente dalla legge. Dio promette a Abramo che tutti i discendenti suoi avrebbero avuto come eredità un mondo sano. Questa promessa fu fatta a Abramo non perché egli avesse messo in pratica la legge, ma perché Dio l'aveva pensato giusto, perché aveva creduto in essa. Se la rete fossero state solo tutte quelle che mettevano in pratica la legge di Mosè e a fede non si riservuto a niente, e che la promessa che facette Dio non avrebbe avuto nessun senso. Perché la legge fa scatenare la collera di Dio, ma dove non ci sta nessuna legge non ci può essere manca una mancanza. Per questo, i veriche che uno ha diventare rete che la promessa solo si tiene a fede, perché che la eredità arriva a noi solo per grazie a Dio. Solo così che la promessa può essere sicura per tutti i discendenti di Abramo, non solo per chi l'ha fatta e che fa la legge, ma pure per chi che tiene la fede come Abramo. Esso è diventato padre ognuno di noi, e proprio così sta scritto in la Bibbia, ed ha già fatto diventare padre di tutti i popoli. Esso è il padre nostro innanzi a Dio, perché ha creduto in quello che fa risorgere tutte quelle che erano morte, e chiama a esistere tutte cose che ancora non esistono. A fede di Abramo e a fede dei cristiani. A fuori ogni speranza della terra, essa credette che sarebbe diventato padre di tutti i popoli, perché Dio aveva detto a essa, a così sarà tutta la discendenza tua. Abramo teneva 80 anni, quasi 100 anni, e se ne rendeva conto che il corpo suo e chi le Sara, la moglie sua, erano quasi morti, e loro non erano più capaci di poter avere figli. Con tutto questo, essa continuava a credere. A essa non le passai manco per la capa che la promessa che aveva fatta a Dio non si potesse compiere. Anzi, rimanette ferma in da fede sua e retta roli a Dio. Essa era assai sicura che Dio le poteva fare tutto quello che l'aveva promesso. E proprio di questa è ragione che Dio pensa giusto. Ma non solo per essa, la Bibbia dice che pensa giusto, ma che secondo pure per noi, perché pure noi veniamo pensati giusti, perché crediamo in a Dio, che ha risuscitato in dei morti Gesù Cristo, che è il Signore nostro. Essa è stata accisa proprio in mezzo a tutti i peccati nostri. Dio invece l'ha fatta risorgere per far diventare tutto quanto noi è giusto innanzi a essa.